Telespettatori siciliani, ben ritrovati ancora una volta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Si apre ufficialmente la serata sportiva su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823. Iniziamo appunto con Penalty, che vi accompagnerà con i risultati, le classifiche, i commenti e gli ospiti sul calcio dilettantistico sino alle ore 21. Alle 21 gireremo pagina con il marchio di Penalty, si aprirà la sala stampa di Penalty dedicata interamente al calcio professionistico siciliano, e poi chiuderemo questa lunga maratona a partire dalle 22:15 sino alle 23 con Penalty Futsal, il solito tuffo nel calcio a 5 tutto siciliano. Insomma, chi più ne ha più ne metta, non ci siamo fatti mancare assolutamente niente all'interno della domenica sportiva siciliana. Puntata che vede subito protagonista naturalmente il nostro Carmelo Puglisi, che andiamo a salutare. Ben trovato Carmelo. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Informissima ti vedo, anche perché hai cambiato look, via la barba. Sì, bisogna cambiare, aveva fatto il suo tempo. Benissimo. Vicino a te la bellezza che non conosce confini, ovvero la nostra splendida, straordinaria, unica, un po' ritardataria però, Jenny Diara. Ciao Jenny. Buonasera Ettore, buonasera amici. Come al solito con il tuo look firmato Piazza Italia, i portali di San Giovanni La Punta. Complimenti. Sì, grazie. Sempre molto attuale. Allora, a questo punto, carissimi amici di Penalty, devo presentare quello che momentaneamente è l'unico ospite, ma tra poco ci raggiungeranno altri protagonisti del calcio siciliano. Lo andiamo a salutare perché è un allenatore primo in classifica, insomma, e quando si è primi in classifica si è doppiamente contenti, ovvero Nicola Basile, allenatore del Biancavilla. Ciao Nicola. Buonasera, grazie. Ben trovato. Che dire, 30 secondi su questo Biancavilla che ha veramente fatto il vuoto in promozione, quindi ormai questa eccellenza quantomeno vedete lo striscione dell'ultimo chilometro. Beh, è chiaro, la vittoria di ieri diciamo che ha messo un bel mattoncino per Avete vinto fuori casa ieri? Sì, contro la seconda in classifica. E quindi era importante fare quantomeno un risultato, ma a bottino pieno abbiamo messo una bella... Sono contenti in società sicuramente? Beh, senz'altro. Una battuta veloce, ma siete pronti per l'eccellenza oppure il prossimo anno dovete riorganizzare tutto? Ci stiamo, diciamo che se prima non c'è la matematica non possiamo lavorare. Certo. Però ci stiamo iniziando a pensare. Va bene, siete sicuramente sulla buona strada. E allora siamo anche pronti per partire con il campionato CND, la Serie D classica, subito con il girone I, e passiamo la parola alla nostra Jenny che ci dà i risultati, poi la classifica la commenteremo anche con Carmelo, il nostro ospite. A te. Cavese Agropoli 1-1. Rende Città di Scordia 0-0. Aversa Normanna 2 Torri 3-0. Siracusa Frattese 1-1. Sarnese Gelbison 0-0. Marsala Gragnano 2-2. Roccella Noto 0-0. Leonfortese Reggio Calabria 3-2. Vigor Lamezia Palmese 1-0, ha riposato Vibonese. Allora ricordiamo che in classifica praticamente pareggiano le prime 3 squadre che sono nella zona caldissima, ovvero pareggia la Frattese, pareggia la Cavese, pareggia anche e soprattutto il Siracusa che nello scontro diretto appunto in casa con la Frattese impatta 1-1. La classifica è già pronta e la può leggere la nostra Jenny. Frattese 45, Cavese 43, Siracusa 41, Reggio Calabria 35, Aversa Normanna, Leonfortese 33, Sarnese 32, Vibonese 30, Due Torri 29, Noto 28, Gragnano 27, Palmese 25, Agropoli, Marsala, Rende 24, Roccella, Gelbison 22, Scordia 17, Vigor Lamezia 15. Bene, a questo punto diamo lettura anche del tabellino della prossima settimana. Saranno questi gli incontri: Reggio Calabria Cavese, Noto Leonfortese, Città di Scordia Marsala, Palmese Rende, Gelbison Roccella, Due Torri Sarnese, Gragnano Siracusa,
Frattese Vibonese, Agropoli Vigor Lamezia e riposerà l'Aversa Normanna. Allora, caro Carmelo, devo dire che è stata una settimana molto intensa perché lo scontro contro la Frattese a Siracusa credo l'abbiano preparato non bene, benissimo, però poi dopo all'atto pratico questa Frattese è riuscita a portare via almeno un punto dal De Simone. Sì, sicuramente resta un po' di amaro in bocca per il Siracusa che oggi ha fatto tutto quello che poteva per portare a casa l'intera posta in palio, è andato praticamente subito in vantaggio con un bel gol di Emanuele Catani, ha sciupato alcune occasioni per il raddoppio e poi i campani hanno trovato il pari che consente loro di mantenere la vetta e mantenerla anche bene, considerato anche il pareggio della Cavese in casa con l'Agropoli, quindi 2 punti di vantaggio sui campani e 4 addirittura sul Siracusa in un fine settimana che Ettore è stato complessivamente positivo per le siciliane. L'unica nota dolente arriva dal Due Torri che perde male sul campo dell'Aversa Normanna. Per la formazione di Venuto inizia ad accendersi qualche campanello d'allarme, è già la terza sconfitta consecutiva. Per il resto bene lo Scordia che prende un altro punto prezioso, arrende e alimenta. È in serie positiva. In serie positiva, un altro punto prezioso lo conquista il Noto di Cacciola a Roccella, straordinaria vittoria in rimonta per la Leonfortese di Mirto in casa con il Reggio Calabria e segnali di reazione arrivano anche dal Marsala che usciva da un periodo non proprio positivo, che pareggia 2-2 in casa con il Gragnano e per diversi minuti la formazione lilibetana ha anche accarezzato la possibilità di conquistare l'intera posta in palio. Allora sottolineiamo che lo Scordia tra l'altro settimana prossima gioca uno scontro importantissimo in casa con il Marsala che non è molto distante, il Marsala ha 24 punti, loro ne hanno 17, una vittoria potrebbe riaprire anche intanto le speranze di un aggancio, ma soprattutto tiene viva questa serie positiva da qualche settimana. Ma sarà una partita non semplicissima, Ettore, perché il Marsala comunque sembra uscire dal suo periodo negativo, oggi ha giocato una buonissima partita, tra l'altro anche nuovi acquisti, tra cui Cortese che oggi è andato in gol, si stanno integrando, insomma il Marsala può riprendere il passo che aveva avuto nelle prime giornate. Pur tuttavia l'effetto Mascara continua a sortire positività all'interno dell'ambiente dello Scordia e quindi sarà una partita tutta da seguire. Tutta da seguire. Bene, sentiamo un po' il nostro Nicola Basile, Scordia che da quando diciamo, ha inquadrato probabilmente la zona più importante del campo, cioè il centrocampo, ha incominciato comunque a fare punti pesanti per cercare di riagganciare quantomeno la zona play-out, che non è distante, ma ancora bisogna fare tanto. Tu come vedi questa rinascita del Città? Beh, sicuramente hanno fatto un grandissimo colpo per Mascara. Certo. Ha dato sicuramente entusiasmo. Natale è uno che lavora duro, lavora forte, è uno che non molla mai. La società è solida, quindi alla fine penso che se faranno questo scontro diretto, perché col Marsala diventa uno scontro diretto, certo. Hanno la possibilità di farlo in casa, quindi penso che sfrutteranno al massimo l'occasione. Senti, invece per questo Siracusa che oggi ha pareggiato in casa con la Frattese, e ci può anche stare perché la Frattese è sicuramente una squadra importante, io credo che pareggiando in casa con la Frattese non ha sicuramente perso la possibilità di continuare a volare da sola in testa in questa classifica. Certo, un po' di difficoltà adesso arriveranno perché gli scontri diretti sono un po' diminuiti, no? Sì, oggi Siracusa aveva un bel match da sfruttare al massimo in casa. Ho visto, sono molto amico col direttore Finocchiaro, mi ha mandato le immagini, volevo andare a vedere la partita, non ci sono potuto andare. Una tifoseria eccezionale. Sì. Aspettavano questa partita perché sognavano quasi l'aggancio perché si mettevano a un solo punto, diciamo a 2 punti, con una partita in meno, quindi diciamo che era l'occasione giusta per tentare poi il sopparso. Ecco. Tanti, ma in realtà non lo sono perché ha giocato già la partita di recupero. Al di là del recupero né Frattese né Cavese sono delle corazzate, non sono dei rulli compressori, entrambe le squadre di punti per strada ne hanno lasciati tantissimi come d'altronde il Siracusa, quindi la corsa a 3 di fatto è aperta. Certo,
un piccolo margine la Frattese quantomeno sul Siracusa ce l'ha, però i giochi a mio avviso sono apertissimi. Dalla regia, se cortesemente possono rimettere un attimo la classifica del campionato di Serie D, voglio fare l'ultima domanda anche al nostro ospite, perché vedo questo Reggio Calabria che con 35 punti, dico, sembrerebbe, anche se oggi ha perso a Leonforte, sembrerebbe insomma che potrebbe agganciare, anche se con grande difficoltà. Sappiamo tutti che Reggio Calabria a tutti gli effetti è la regina, no? È normale, una grande storia, una grande società, un grande pubblico dietro, però con la sconfitta di oggi, con la squadra, con la Leonfortese, magari si rimargina un po' e si ridimensiona per quanto riguarda la vittoria finale. Come dicevamo prima, magari a Siracusa nello scontro diretto ci può stare un pareggio, ma quello che pesa sono i 2 punti col Vico Lamezia persi in trasferta, dove con le ultime in classifica bisogna fare assolutamente punti. Sono punti pesanti che poi alla fine di campionato insomma diventano Sì, doppi. se vediamo la classifica andava a 43, quindi magari una partita in meno rispetto alla Frattese. Certo. Siamo lì, diciamo. Va bene, allora a questo punto ci dobbiamo fermare. Carmelo, tu come vedi questa cosa della Reggio Calabria, del Reggio Calabria? Fino alla settimana scorsa ero convinto che potesse diventare un quartetto il terzetto di testa. Invece Oggi la sconfitta di Leonforte denota alcuni limiti, anche se c'è da dire che comunque la squadra di Mirto ha già fatto una grande impresa. Ha fatto una grande impresa 2 volte in rimonta e poi il 3-2 finale di Raimondi. Nonostante sia stata leggermente indebolita dal mercato, la squadra della Leonfortese rimane estremamente competitiva. Oggi, ripeto, ha fatto un'impresa contro una regina che sta bene, che è una signora squadra, ma che forse rispetto alle prime 3 ha qualcosa in meno. Ha qualcosa in meno, va bene, non ha per niente qualcosa in meno la nostra splendida Jenny? Per niente. Per niente, anzi tutt'altro, il suo è un grandissimo successo qui a Penalty. Vogliamo ricordare il numero WhatsApp per mandare qualsiasi messaggio alla redazione di Penalty, di Sala Stampa, anche se vogliono naturalmente interagire a Penalty con noi, Futsal. con i nostri ospiti, il numero è 336 92 07 27. Allora mentre ci sei ci lanci la pubblicità perché facciamo il primo break e poi dopo parleremo di eccellenza. Ok, allora rimanete con noi, torniamo tra qualche istante. Pubblicità. Ancora una volta in diretta qui su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 di Sky, con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi vogliamo ricordare questa lunga maratona sportiva tutta siciliana che parte appunto alle 19 con Penalty, poi a seguire alle 21 precise l'appuntamento con Penalty Sala Stampa che dà spazio ampiamente alle squadre professionistiche siciliane, e poi chiudiamo questa lunga maratona alle 22:15 con il Penalty il Futsal. Salutiamo anche l'arrivo di mister Orazio Pidatella, allenatore dell'Atletico Pedara. Ciao Orazio, ben trovato. Buonasera. Sei ritornato in pista, contento? Su un campo. Su un campo principalmente. Tenendo presente tra l'altro insomma che è una brutta gatta da pelare questo Atletico Pedara che hai preso all'ultimo posto, però c'è molto ottimismo. No, vabbè, c'è una società insomma che sa quello che vuole. Insomma, era consapevole insomma, della classifica, però si era mossa bene sul mercato e poi mi hanno chiamato e insomma, hai accettato questa sfida perché è una sfida. Hanno saputo convincere. Oggi piacciono difficilmente chiamano allenatori, oggi difficilmente infatti, già il fatto che mi hanno chiamato ci si propone. Già il fatto che mi hanno chiamato già è una. Beh, evidentemente era il cosa. momento giusto per scegliere un allenatore che avesse una certa personalità per la categoria, ma soprattutto anche per una squadra che, essendo giustamente nelle zone basse della classifica, aveva bisogno di un timoniere forte e deciso. La tua è una bella esperienza, quindi credo che sia ad hoc la tua chiamata. Sì, ma credo tantissimo in queste categorie che la differenza la faccia la società. Ah beh, sono d'accordo anch'io. Bene, allora passiamo adesso al campionato di eccellenza, però prima di andare con i risultati abbiamo da vedere il servizio che riguarda la vittoria del Mazzara che in Coppa batte la Ciriale e vince appunto la Coppa Italia di eccellenza. Gareggerà poi nel turno nazionale con altre squadre, sperando chissà in un possibile ripescaggio nel campionato di Serie D. Guardiamo il servizio di Mazzara a Ciriale.
Il Mazzara batte la Cireale per la prima volta nella storia, conquista la Coppa Italia regionale d'eccellenza. Un traguardo storico raggiunto grazie al 3-1 con il quale i canarini di mister Tommaso Napoli hanno avuto la meglio ieri pomeriggio sui rivali acesi al termine della finale disputata sul terreno di gioco dello stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala. Una finale giocata bene e con molta determinazione dai ragazzi giallo-blu contro un avversario che non ha mai impensierito più di tanto il Mazzara. Una vittoria meritata insomma che riscatta il periodo nero vissuto in campionato dalla formazione mazzarese e che potrebbe dare la svolta positiva alla stagione fin qui disputata. Davanti a una buona presenza di pubblico di fede giallo-blu in tribuna, il Mazzara ha sfoderato una prestazione maiuscola, mentre la Cireale di mister Ezio Raciti, sostenuto da circa 150 supporter, è parsa poca cosa rispetto alle aspettative della vigilia. Ma andiamo alla cronaca del match. I primi 20 minuti del match sono pirotecnici. All'8° minuto Genesio lancia Rosella che entra in area e viene atterrato da un difensore. Ci sono le proteste dei canarini, ma il gioco era fermo per posizione di offside dell'attaccante giallo-blu. Passa appena un minuto e questa volta l'alta linea difensiva della Cireale sbaglia grosso. Genesio chiede, ottiene il triangolo a Rosella, lancio perfetto del numero 10 mazzarese per l'esterno che da fuori aria e di prima intenzione lascia partire un tiro che non lascia scampo ad Arcoria in uscita. È il gol del vantaggio del Mazzara, il primo stagionale di Genesio con la maglia del Mazzara che manda in delirio il pubblico in tribuna mentre in campo i giocatori fanno festa. Difesa della Cireale in bambola ma grande azione da parte dei canarini. Passano 3 minuti e i gialloblu ieri in divisa bianca raddoppiano. Rosella veste ancora i panni di assist man, questa volta a favore di Arnone. Il centrocampista entra in area con un diagonale preciso da posizione decentrata, trafigge ancora l'estremo difensore acese. 2-0 è partita in discesa per i canarini, in campo e tripudio e anche in tribuna. Per Arnone è il secondo gol in maglia canarina. Per la Cireale invece già notte fonda, ma dopo appena un minuto gli Amaranto provano a riaprire la partita con un colpo di testa di Millesi. Iacono è super nel parare la palla e nel rifugiarsi in corner. Il gol però gli acesi lo segnano al 16°. Millesi e Conti battono velocemente un corner, il numero 8 Amaranto lascia partire un tiro cross che assume una parabola imprendibile per Iacono. 2-1 è partita riaperta, da segnalare però la presenza di 2 palloni in campo al momento del tiro da parte di Conti. A questo punto la Cireale prova a insistere, ma da segnalare c'è soltanto un tentativo di Caputa al 19° neutralizzato senza problemi da Iacono. Al 21° l'arbitro, il signor Francesco Cusumano di Caltanissetta, espelle mister Raciti perché è uscito fuori dall'area tecnica. 4 minuti dopo si rivede il Mazzara con Genesio, tiro però telefonato. Al 35° arriva il gol del 3-1, lo scatenato Rosella conquista palla e con una micidiale serpentina entra in area di rigore e serve un assist al bacio per il ben appostato Erbini che di piatto destro trafigge Arcoria da pochi passi. Esplode nuovamente la tribuna del Nino Lombardo Angotta, grande soddisfazione per il capitano giallo blu al 4° sigillo stagionale, mentre per Rosella il 3° assist di giornata. Al 39° dopo Raciti viene anche allontanato l'allenatore in seconda della Cireale per proteste, mentre al 45° c'è da registrare il gol del 4-1 per il Mazzara annullato ad Erbini per un fuorigioco che però non c'era. Dopo il duplice fischio del direttore di gara, grande baruffa sul terreno di gioco che vede coinvolti i giocatori delle due squadre e alcuni dirigenti della Cireale. Nella ripresa pronti via, mister Raciti prova a cambiare qualcosa e manda subito in campo Bellino e Vittorio per Santitto e Godino, ma il Mazzara a partire nuovamente forte e ad andare vicino al gol dopo 15 secondi con Rosella che non riesce a calciare il pallone respinto da Arcoria. Passano 2 minuti ed è un cross di Locascio a creare qualche problema alla difesa della Cireale. Sul corner successivo Mastronardi non riesce a impattare bene con il pallone calciato da Rosella. A questo punto la partita scorre via senza particolari sussulti. Al 18° mister Napoli sostituisce un applauditissimo Ciccio Erbini con Vito Bono. La Cireale prova a sfruttare qualche calcio piazzato come al 24°, ma Cocuzza non inquadra la porta di testa. Al 31° secondo cambio nel Mazzara esce l'ottimo Rosella, entra Gammino. Al 34° ancora una punizione per la Cireale da posizione invitante, para senza problemi Iacono. Al 40° Acesi in inferiorità numerica, l'arbitro espelle Vittorio per un calcio rifilato a compagno. Alla fine saranno 10 i giocatori ammoniti. Al 44° il Mazzara va vicino ancora alla rete del 4-1, ma il tiro al volo di compagno sfiora il palo della porta difesa da Arcoria. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine del match. Sul campo inizia la festa del Mazzara che per la prima volta conquista il trofeo. Ad alzare la coppa è il capitano Ciccio Erbini che a fine stagione appenderà le scarpette al chiodo. Il Mazzara accede anche alla fase nazionale del torneo dove agli ottavi affronterà la formazione calabrese del Sersale.
Orazio, io credo che comunque sia poi sostanzialmente una vittoria netta quella del Mazzara, un Lacidiale forse troppo sottotono, sono scesi in campo secondo me un po' troppo convinti di riuscire a battere un Mazzara che dall'altro girone insomma non è nelle primissime posizioni, che ne pensi? Ma non ho visto la partita, vedendo le immagini insomma il Mazzara ha creato parecchie occasioni da gol. È anche vero che quando vai nello spogliatoio a fine primo tempo sul 3-1 significa che è mancata un po' di concentrazione, sì. Però bisogna trovarsi là insomma, per capire le difficoltà. Il fatto di averli sottovalutati non credo, perché quando arrivi in finale, la squadra che è di fronte comunque ha meritato di arrivare in finale. Certo, poi Mazzara è sempre una grandissima piazza che ha sempre ogni anno delle buone squadre. Dispiace per la Cireale, insomma, però bisogna rimboccarsi le maniche e riprendere il cammino del campionato. Anche perché c'è tutto il discorso campionato che è molto intrigante nel girone B di eccellenza. Basile, tu invece cosa ne pensi di questa sconfitta della Cireale? Non credo che abbia pregiudicato comunque lo stato d'animo poi in campionato, non penso che lo pregiudicherà, anche perché per esempio questa domenica hanno vinto. Certo però, insomma, lasciarsi sfuggire la vittoria di una Coppa fa sempre molto arrabbiare, no? Noi con Raciti facciamo spesso amichevoli, ne abbiamo fatti 5-6 da inizio dell'anno, siamo molto amici. Loro ci tenevano a fare bene nella Coppa perché naturalmente si aprono altri palcoscenici per la cosiddetta promozione finale. Però oggi sono ripartiti alla grande, hanno vinto, penso che hanno le carte in regola per arrivare almeno nelle prime 3 posizioni sicuramente. Certo. Poi dispiace, è chiaro, subire 2 gol nei primi 10 minuti è difficile recuperare. Va bene, vedremo cosa succederà adesso al Mazzara nel proseguo di questo diciamo, campionato a parte che è appunto la Coppa Italia. Parola alla nostra Jenny adesso con i risultati del girone A del campionato di eccellenza dove c'era un big match importante, quello tra Gela e San Cataldese. A te. Atletico Campofranco, Alba Alcamo 2-3. Dattilo Noir, Cus Palermo 5-1. Pro Favara, Folgore Selinunte 2-2. Mazzara, Camarat 3-0. Parmonval, Libertas 2010 4-1. Mussomeli, Paceco 1-1. Castelbuono, Raffadali 0-0. Gela, San Cataldese 1-0. Ecco, è proprio questo il risultato che un po' tutti insomma, aspettavano, nel senso che era veramente il big match del girone A del campionato di eccellenza. Gela che batte la San Cataldese, Gela che raggiunge il primo posto in classifica e dopo a seguire il Dattilo Noir con 36 punti. Classifica che è già pronta e che legge la nostra Jenny. San Cataldese, Gela 38, Dattilo Noir 36, Paceco 34, Castelbuono 33, Alba Alcamo 31, Folgore Selinunte, Mazzara 28, Parmonval 26, Atletico Campofranco 25, Mussomeli 19, Raffadali 18, Camarat 17, Cus Palermo 16, Pro Favara 15, Libertas 2010 11. Allora a questo punto lettura anche del tabellino del prossimo turno, si giocherà domenica prossima, domenica sarà la 5ª giornata di ritorno, questi gli incontri, domenica sarà il 31 gennaio, San Cataldese Atletico Campofranco, Libertas 2010 Cus Palermo, Raffadali Dattilo Noir, Camarat Gela, Paceco Mazzara, Parmonval Mussomeli, Folgore Selinunte Castelbuono ed infine si chiuderà con Alba Alcamo Pro Favara. Big match finito, big match vinto da questo Gela che raggiunge in testa la squadra della San Cataldese. A questo punto cosa succede? I giochi sembrerebbero fatti? No, anzi si aprono adesso. I giochi si aprono adesso perché adesso sono entrambe a pari punte, già a partire dalla prossima settimana, leggevi prima il prossimo turno, entrambe hanno un impegno agevole, la San Cataldese ospiterà il Campofranco mentre il Gela andrà a Cammarata, quindi ricomincia praticamente un campionato nuovo abbastanza
abbastanza agevolmente per entrambe le squadre. Il Dattilo Noir però si è rifatto sotto, Il Dattilo Noir oggi ha vinto una partita importante, anche se alla portata, ha rispettato il pronostico, ha superato 5-1 il CUS Palermo, ha rallentato invece il Paceco che non è andato oltre l'1-1 a Mussomeli, così come il Castelbuono che ha fatto 0-0 con il Raffadali, partite che probabilmente potevano, sia il Castelbuono che il Paceco potevano vincere agevolmente e non lo hanno fatto. Magari se adesso, Ettore, vediamo le immagini, vediamo le immagini della di questo big match di Gela, della partita del Vincenzo Presti, e possiamo dire complessivamente, Ettore, che pubblico delle grandi occasioni a Gela, come si può ben vedere dalle immagini di Calcedoni Iacuzzo. Le immagini mostrano solamente la tribuna centrale, in realtà era pieno lo stadio in ogni ordine di posti. Il Gela ha meritato complessivamente, almeno da quello che abbiamo letto dai live della partita, il Gela complessivamente ha meritato. Intanto vediamo subito il gol di Carmelo Bonaffini che a pochi minuti dalla fine riesce a sbloccare il risultato. Diciamo che complessivamente è stata una vittoria meritata, quella del Gela, che ha attaccato, ha creato più occasioni rispetto alla San Cataldese, che forse ha giocato questa partita un po' impaurita, un po' impacciata, si è accontentata del punto, mentre invece il Gela sin dai primi minuti ha attaccato con maggiore convinzione. Nassi ha avuto diverse occasioni, altre ne ha avute Alma, lo stesso Bonaffini ha orchestrato con grande personalità a centrocampo. Il Gela ha meritato ai punti, ha conquistato questa vittoria importante che apre una fase diversa nel girone A di eccellenza. Adesso partono entrambe, un campionato che ricomincia da zero. Infatti è un campionato che ricomincia da zero, Orazio, è un campionato che a questo punto, non dico che si riapre, però vede finalmente raggiungere la vetta il Gela. San Cataldo è determinato, certo, Ettore, una sconfitta non pregiudica. Aggiungiamo anche sì? che comunque lo scontro diretto ha mostrato quello che anche si diceva, che forse il Gela è più squadra e ha più qualità. Sì, probabilmente è anche vero questo, però questo fatto che abbia raggiunto la prima posizione dopo tante settimane di inseguimento vuol dire che il Gela comunque è una squadra determinata. La San Cataldese con questa sconfitta non credo che possa pregiudicare i suoi piani di promozione. No, non credo assolutissimamente. Quando si ha a che fare con un testa a testa, insomma, la squadra che saprà gestire meglio le pressioni di ogni domenica. Forse Gela è più pronto secondo te per questo? Non lo so, comunque a Gela ci sono rispetto a San Cataldo molte più pressioni sotto questo punto di vista. È anche vero che turni facili nel girone A non ce n'è, non esistono. Domenica San Cataldese gioca contro il Campofranco, è un derby sentito, quindi facile non c'è nulla. Poi è anche vero che alla fine il problema non è arrivare, è mantenersi. Bravo, che è sempre molto difficile. Più complicato. È molto difficile. Dattilo Noir, Basile, che comunque adesso con questa vittoria, certo si mette solamente a 2 punti, però probabilmente dal punto di vista tecnico le due squadre che in questo momento sono in vetta sembrerebbero leggermente più avvantaggiate anche dal punto di vista proprio organizzativo. Penso che l'organizzazione lì fa la differenza. Stiamo parlando di due squadre che hanno fatto categorie superiori rispetto all'eccellenza, sia a San Cataldo che a Gela naturalmente. Beh, penso che alla fine sarà uno scontro fra queste due squadre, anche se Dattilo sicuramente sta facendo un dignitoso campionato, e chiudere nel girone A alla terza posizione sarebbe quasi una vittoria, penso, per le prospettive societarie. Certo. Bene, a questo punto passiamo subito al girone B, perché anche questo insomma ci regala tante emozioni, tantissime squadre nella zona altissima che praticamente cercano disperatamente di poter raggiungere questa sospirata promozione. È un campionato molto difficile, ogni settimana ci sono tantissime sorprese perché sono tante le squadre nella zona altissima, e quindi con gli scontri diretti puntualmente la classifica varia 7 giorni su 7. Guardiamo i risultati insieme alla nostra Jenny. Oggi si è giocata la quarta giornata del girone di ritorno. A te Jenny. Acireale, Catania San Pio X 2-0. Orlandina, Città di Rosolini 0-4. Sporting Taormina, Forza Calcio Messina 1-1. Atletico Catania, Giarre 1-2. Sporting Club Palazzolo, Igea Virtus 1-2. Troina, Rocca di Caprileone 2-2.
Milazzo, Sicula Leonzio 2-1. Modica, Sporting Via Grande 0-0. Praticamente soltanto l'Igea Virtus vince, e vince bene perché vince fuori casa, in casa del Palazzolo, la classifica che a questo punto vede proprio la squadra messinese in vetta, ma le altre che puntualmente insomma cercano di rosicchiare punti. C'è una crisi che è quella della Sicula Leonzio, almeno perché i risultati in questo momento non stanno arrivando, la Ciriale si riprende dopo la batosta di Coppa. Guardiamo la classifica che è già comunque in onda insieme alla nostra gente. Igea Virtus 42, Rocca di Caprileone 40, Sicula Leonzio, Acireale 37, Sporting Taormina 35, Troina 34, Sport Club Palazzolo 30, Giarre, Milazzo 27, Catania San Pio X, Città di Rosolini 24, Sporting Via Grande 22, Forza Calcio Messina, Modica 12, Atletico Catania 10, Orlandina 6. Allora a questo punto diamo lettura anche del prossimo turno, anche in questo girone si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 31 gennaio, sarà la quinta giornata, si giocherà Forza Calcio Messina Acireale, Sporting Via Grande Atletico Catania, Sicula Leonzio Modica, Città di Rosolini Rocca di Caprileone, Catania San Pio X Sport Club Palazzolo, Orlandina Sporting Taormina, Igea Virtus Milazzo e si chiuderà con Giarre Troina. Allora, carissimo Carmelo, da dove iniziamo? Perché questa vittoria intanto dell'Igea a Palazzolo ha fatto sì che la squadra insomma, balzasse ancora di più in vetta, distanziando anche qualche squadra che in questo momento sta un po' arrancando. Diciamo che l'Igea conquista un'altra vittoria pesante dopo quella nel big match della settimana scorsa contro la Cireale, anche oggi a Palazzolo, anche ieri o meglio perché ha giocato ieri l'Igea Virtus ha fatto una bella impresa perché era andata in svantaggio con Germano e poi il solito Cannavò regala un'altra doppietta a Beppe Raffaele e regala soprattutto il primato solitario alla formazione giallorossa, causa il pareggio in un altro degli scontri diretti del Rocca di Caprileone di Santino Bellinvia che fa 2-2 a Troina, ma anche lì la formazione peloritana può ritenersi soddisfatta. Il Troina conduceva per 2-0 nel primo tempo le reti di Biondo e di Hop e poi Milizia e Venuti negli ultimi 5 minuti di partita regalano una rocambolesca rimonta al Rocca di Caprileone che perde il primato, però conquista un punto preziosissimo e resta soli 2 punti dalla capolista. Incredibile invece il tonfo esterno a Milazzo della Sicula Leonzio che perde 2-1, vantaggio del Milazzo con Dama, pareggio di D'Amico momentaneo per la Leonzio e poi Matera regala i 3 punti al Milazzo. Dopo la delusione di Coppa che abbiamo visto prima, sì, la Cireale torna alla vittoria 2-0 netto e convincente sulla Catania San Pio X, Cocuzza e Cocimano. Catania San Pio X che adesso rischia di essere invischiata nella parte bassa della classifica, anche se anche questa settimana la regola dei 10 punti eviterebbe i play-out. Bene, bene, allora iniziamo subito a sentire anche i nostri ospiti. Basile, è crisi a Lentini secondo te? Insomma, questi risultati non continui hanno portato praticamente la squadra di Sebi Catania a perdere in un certo senso la vetta che sino a qualche settimana fa sembrava irraggiungibile per tante altre squadre. Beh, parlare di crisi non lo so, magari Sebi, se c'è crisi è un grande, ne uscirà fuori senz'altro, però che dare le partite per scontato quello è un errore, perché magari tutti si aspettano che la Leonzio comunque vada a fare bottino pieno. Non abbiamo né immagini né nulla, non so la partita come è andata, possibilmente una partita storta, certo, gira chiaro, e può capitare. Alla fine il Milazzo si deve tirare fuori dalla zona play-out, con questa vittoria credo che ha quasi, diciamo, si è tirata quasi fuori. La Leonzio è là che lotta con altre 4-5 squadre, perché anche Taormina stesso oggi l'uno in casa a sorpresa ha vinto. No, il Taormina oggi ha pareggiato in casa, con il Forza Calcio Messina, insomma risultato veramente a sorpresa. Sì, sì, anche quella è stata una sorpresa che
È la dimostrazione che in questo girone c'è grande equilibrio, non c'è nessun risultato scritto ogni settimana. Probabilmente insomma abbiamo dato troppo presto per spacciata sia il Modica, che oggi ha conquistato un altro punto con il Via Grande, sia lo stesso Forza Calcio. Orazio, ma a questo punto cosa dobbiamo dire in più su questo benedetto girone B? Ci sorprende di settimana in settimana, i risultati sono favorevoli una settimana sì e una settimana no alla squadra di vetta, o quantomeno quelle che stanno a ridosso del primo posto. Sporting Taormina, che a detta di tutti pratica un gran calcio, però ancora non riesce ad agguantare questa benedetta seconda posizione su tutti questi GA Virtus, che comunque conferma che probabilmente ha un gruppo, ha un allenatore che in questo momento stanno facendo la differenza rispetto a tante altre. Ma questo girone quest'anno è un girone molto equilibrato. Finalmente devo dire, no? Rispetto agli altri anni che molte squadre si ritiravano quasi ad inizio di stagione. È molto equilibrato, e quando riesce a vincere partite come quelle che ha vinto l'Igea a Palazzolo, sono vittorie che fanno la differenza. Pesantissimo, certo. È anche vero che comunque la Leone sia una neopromossa, magari ci aspettiamo sempre chissà che cosa, ma perdere a Milazzo non è che sia una cosa... Però campagna acquisti faraonica, voglio dire, a volte, a volte la campagna acquisti non giustifica niente. Sì. A Barcellona c'è una persona seria, un allenatore preparato, che non ha fatto mercato a dicembre. Quindi fare mercato a dicembre a volte non significa nulla. Non sempre si risolvono i problemi. Una domanda sia a mister Basile che a mister Piratella. Certamente. Vi aspettavate quest'anno l'esploit tra gli attaccanti di Cannavò, doppietta alla Cireale, doppietta ieri a Palazzolo? Forse insomma, tra i bomber nostrani è forse uno di quelli meno conosciuti, che però quest'anno sta dimostrando tutte le sue qualità. Infatti, Piratella. Ma credo che insomma, la squadra lo metta nelle migliori condizioni per fare gol. Poi l'attaccante vive di stagioni, ci sono stagioni in cui insomma, tocchi la palla con gli occhi e va dentro, stagioni che sulla linea non riesce a fare gol. Quindi, oltretutto poi diciamo che quando la squadra gioca sempre per vincere si è sempre più vicina alla porta avversaria, quindi è più facile fare gol. Certo, certo. Basile, tu invece cosa ne pensi di questa situazione? Io penso che sia lui, sia Dama, sia Leo si stanno confermando, perché lo stesso Leo i gol li fa pur avendo una squadra che non ha l'organico di Virtus. La razza bomber esiste sempre. Sì, alla fine ieri ci siamo incontrati in un'area di servizio con i tifosi dell'Igea Virtus e ci hanno detto che la partita l'hanno vinta, però la potevano anche perdere. Quindi alla fine significa che è stata una vittoria sofferta, certo. Vittorie sofferte, come dicevo, valgono doppio. sono quelle che Certo. Adesso sentiamoci un'intervista a Piero Infantino dell'Atletico Catania, che ha perso una partita importante anche in vista di una possibile salvezza che diventa sempre più problematica dell'Atletico Catania. Io credo che questa sconfitta con il Giarre insomma, non ci voleva, per cercare di risalire bisogna fare i punti in casa. Complica molto le cose. Vediamo un po' l'intervista di Piero Infantino. Buona prestazione, ormai non so quale è buono o brutto. Io credo che in 3 partite ho visto 6 tiri verso la nostra porta, ho visto 6 gol. Questa è colpa anche nostra, perché non si può prendere il rigore al 94esimo dopo che hai fatto uno sforzo fisico per recuperare una partita, dopo che avevi attaccato 90 minuti e avevi preso un gol su una palla lunga. Però dobbiamo riflettere, dobbiamo fare anche un mea culpa, dobbiamo riorganizzarci per ripartire, perché non abbiamo tempo per fermarci. Sicuramente questa è una bella batosta sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto psicologico, però non possiamo abbassare la guardia e piangerci addosso. Sicuramente abbiamo sbagliato, sicuramente la squadra ha corso per tutti i 90 minuti, l'unico rammarico è non aver sbloccato subito la gara, dove abbiamo avuto 7-8 palle gol, ma io credo che è anche colpa mia, questo è il campionato. Ho fatto una battuta, dicevo che da domenica si gioca palla lunga e pedalare, che quello che viene ci facciamo una croce, perché io credo che ho visto tutte le squadre, credo che la categoria è anche questa.